Ciao ragazzi, oggi nei boschi della Lessinia andiamo a funghi. Andare per i boschi a raccogliere questi frutti prelibati della natura è un'esperienza che accomuna migliaia e migliaia di appassionati. Però è altrettanto vero che per addentrarsi nei boschi, godere dell'amenità, della bellezza di paesaggio e per gustare un buon risotto, prima bisogna rispettare delle regole che sono basilari affinché quella che è un'esperienza che si prefigura come piacevole non diventi triste, se non addirittura anche peggio. E adesso vi faccio vedere perché. Intanto vi presento Pietro Franchina, biologo ed esperto micologo, che ci ha preparato una tavola insieme ai suoi colleghi veramente impressionante. Guardate un po' che roba. Questi sono tutti raccolti in Lessinia? Ebbene sì, sono tutti i funghi che abbiamo raccolto in Lessinia in questi giorni, in queste ultime ore. Alcuni di questi ovviamente fanno parte della categoria dei funghi tossici, altri funghi non commestibili e molti di questi che vedete qui su questo tavolo sono funghi commestibili. Io vedo una grande varietà di colori, ma se devo essere sincero, quelli che più mi colpiscono, più di tutti, sono questi qua. Mi sembrano quelli delle favole, quelli dei puffi. In effetti stiamo andando su funghi che hanno sicuramente una colorazione straordinaria, ma hanno anche un piccolo inconveniente, che sono tossici. E tossici, tra questi ci sono il classico fungo di Biancaneve e la classica Amanita muscaria. Qui abbiamo anche però un foresto, lo chiamiamo pure un foresto, un fungo che viene raccolta qualche ora fa in una zona vicina alla nostra, perché è nell'altopiano di Asiago. L'abbiamo raccolto ed è molto caratteristico e particolare perché questo è uno di quei funghi molto tossici e che possono portare anche al decesso delle persone che... Sì, perché questo colpisce con delle particolari tossine che si chiamano orelanine, colpisce i reni e distrugge i reni delle persone, anche a distanza di giorni, anche da qualche settimana dall'assunzione di questo fungo. Capite perché bisogna essere preparati quando si va a funghi? Se questi erano i tossici, ce n'è un'altra categoria importante che sono i cosiddetti non commestibili. Che cosa vuol dire, Pietro? Funghi non commestibili sono funghi che per questioni fondamentalmente di tipo organolettico, cioè per sapore, odore o consistenza, non possono essere consumati. Tra questi alcuni che vediamo qui hanno la caratteristica di essere amari, altri hanno la caratteristica di avere un sapore non particolarmente gradevole, altri come questo ad esempio sono di consistenza legnosa e credo che nessuno di voi abbia intenzione di consumare un fungo che sa di legno o è legnoso. E qui invece abbiamo la serie, grande schiera, la serie, guardate che dei funghi dai più grandi ai più piccoli. Questi sono tutti buoni, vero? Sì, qui abbiamo la mescolanza di funghi che hanno le lamelle e si chiamano fungo lamellati, e con dei funghi che invece sono molto graditi da chi va a funghi, come questo esempio. Questo è il classico porcino. Eccolo lì. È il classico porcino che invece di avere le lamelle, come vedete, ha dei pori e quindi ha un gambo, ha un cappello e ha una zona che è dedicata e destinata alla produzione delle spore, quindi di quelle, diciamo, cellule che servono alla riproduzione a distanza dei funghi. Cos'è questo che mi incuriosisce molto? Questo viene chiamata una manina volgarmente, è un fungo che appartiene al genere Ramaria. Le ramarie sono funghi particolari, molte di queste non sono commestibili anche per il sapore. Questa è una delle poche commestibili, si chiama Ramaria aurea, proprio il colore d'oro, vedete, e sono realmente molto poco. Queste bisogna conoscerle molto bene. In realtà anche i micologi più esperti devono ricorrere a dei sistemi particolari per poterli riconoscere e dare la commestibilità o meno di questo fungo. Queste sono le mazze di tamburo. Eccola, questa è proprio la tipica mazza di tamburo, che una volta che si sviluppa, qui abbiamo veramente la possibilità di vedere come si abbia l'apertura del cappello. Sono in ordine di crescita. Ed ecco, questa è la classica mazza di tamburo che si apre e che presenta poi questo anello, lo si vede, è un anello scorrevole, che ha la caratteristica di essere anche
molto dolce. E quindi, così crudo. commestibile. Ma pensa a te. Solo questo. Esatto. Ecco, questo si chiama, è una russola aurea, guardi un po' i colori che presenta questo fungo. Veramente molto bello. Con queste lamelle che sono quasi, diciamo, sfumate di giallo, per esempio. Sono più Vedete sgargianti. alcuni esemplari dove sono sempre tutte quante, sono russole auree, si chiamano così, e che hanno colori stupendi. Pietro, qual è la bellezza dei funghi? La bellezza e la straordinarietà dei funghi è il fatto che compaiono improvvisamente. Spesso capita di arrivare oggi qui, non trovare questo funghetto e a distanza di 24 ore improvvisamente da terra vediamo scomparire questa. È la cosa strana, è qualcosa che è molto particolare del mondo dei funghi. Alberto, conoscere i funghi, andare a funghi, non può essere un'improvvisata, vero? No, assolutamente. Sicuramente è una passione, ma al di sotto di questa passione ci deve essere una preparazione Certo. per evitare rischi che possono essere anche mortali. Noi facciamo dei corsi di formazione, i nostri corsi sono annuali e servono per conoscere i funghi sia dal punto di vista sistematico, ma anche e soprattutto dal punto di vista delle caratteristiche. E purtroppo la legislazione regionale, che una volta prevedeva il famoso patentino Certo. per chi andava a raccogliere funghi, è stata modificata e il famoso patentino è stato soppresso. Certo. Quindi in questo momento chiunque con una totale impreparazione e inesperienza può andare a funghi e quindi con tutti i rischi che ne conseguono. A maggior ragione, visto che quest'obbligo è venuto meno, ragazzi, rivolgetevi a chi di funghi ne capisce. Andate dal gruppo micologico, fatevi una cultura almeno di base per capire cosa è giusto raccogliere, cosa no e come raccogliere, e poi andate nei boschi. Esatto. E nei boschi portiamo rispetto verso i funghi, Sì, vero? sì, Ci sì, sono delle tecniche di raccolta che vanno rispettate, una su tutte, vero? Certo, quella di non portarci a casa assieme ai funghi tutto un insieme di materiale organico che è giusto, doveroso lasciare sul terreno. Quindi le spore vanno le messe lì. spore, i residui della pulizia vanno lasciati sul terreno, magari nascondeteli se non volete che le altre persone sappiano dove avete trovato i funghi, però i funghi vanno portati a casa puliti. Ci prendiamo solo quello di cui abbiamo bisogno. Così garantiamo la vitalità per l'anno successivo, per le Esatto. stagioni successive. Esatto. Ma voi siete come i tartufai, lo dite dove andate a raccogliere funghi? Ognuno al suo posto. No, diciamo che siamo un po' diversi, però quando qualcuno ci chiede dove hai trovato quei funghi, il gesto famoso è lì. Di solito con un raggio di 20 km. Esatto, ognuno è abbastanza geloso dei propri posti. Ma dopo con questi funghi, Presidente, qualcheduno fa un buon risottino. Assolutamente sì. E chi è che Il lo fa? Chi è che risottino, lo fa? le lasagnette, eccole Chi è che lo lì, fa? le nostre cuoche. Fate Non so- voi? Lo facciamo O lei, uno sforzo, dai. Assolutamente sì, certo. Ma in ogni caso, se volete assaggiare dei funghi speciali, vi aspetto il 30 di agosto a Rovere Veronese per la 27esima edizione del Fungo d'Oro, dove io presenterò la serata e avrò il privilegio di assaggiare quei piatti lì. E in più c'è Benissimo. anche la mostra E in più micologica, vi no? aspettiamo anche noi, esatto, sia il sabato che la domenica per la tradizionale pluriennale mostra micologica, dove troverete tutti questi funghi e ben di più. E tranquilli, i funghi del Fungo d'Oro li hanno controllati loro, andiamo sul sicuro. Ciao ragazzi, alla prossima cantierata. Vi aspettiamo.